Non ho fatto niente. Perché adesso vai 2 secondi fa non andava? Perché? Ragazzi, avvisatemi quando siete tornati. Cosa posso fare io? Ok, ma ancora? Però non sono in live, giustamente. E lagga. Non capisco cosa sia, anche perché fino a 2 minuti fa stava andando. Vediamo un attimo. Facciamo una prova, aspettate. No, no. No, mi sto veramente incazzando, ragazzi. Ma proprio vero un urlo orribile. Cosa- Si trovano tutti. Estremi, estremi rimedi. Aspettate, fermi, fermi tutti, fermi tutti, fermi. Fermi, fermi, fermi tutti. Sì, un problema di no, questo è l'errore. Se io lo chiudo, si sblocca. Ok, allora. Allora, innanzitutto ditemi se sono di nuovo online. Che mo sta diventando veramente una questione di principio. Cerchiamo di capire qual è il problema. Sì, veramente, scusami, non so, non riesco a capire perché fa così, anche perché 2 secondi fa stava andando. Allora, ditemi se sono almeno online. Massimo lo proviamo a caricare con le DirectX 11 e vediamo se cambia qualcosa. Allora, vediamo un attimo. Allora, facciamo così. Allora, e fino a qua direi di nuovo tutto a posto. Quindi facciamo nuova partita. Allora, così sembra andare meglio. Allora,
Ok, ok, ok. Allora, aggiorna, forse ci siamo. Ok, allora. Questo forse potrebbe essere un buon segnale. Allora, eccoci qua. Allora, ragazzi, veramente perdonatemi, sono mortificato, ma lo state vedendo pure voi. Va bene, va bene. Non ci abbattiamo e continuiamo a fare. Allora, siamo tornati. C'è un logo, c'è una scritta, c'è un documento. Bla bla bla. L'abbiamo letto. C'è un edificio in lockdown. Si è bloccato un'altra volta. Eh sì, perché non volevo eliminare il salvataggio. Allora, a me sembra che sta andando. Allora, tengo d'occhio OBS nel frattempo e non mi sta dando errori. Faccio una rasciata fino a lì di nuovo. Tanto subito facciamo. E uno, e due, e tre. Allora, facciamo la speedrun. Aspetta un attimo, sta chiamando pure mio fratello. Aspetta un attimo. Giuseppe, aspetta un attimo. Fai accetta e installa sulle DirectX. Allora. Di qua. C'è il dialogo con lui. Bla 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 bla. Ok. Benvenuti nella Oldest House. Better than somebody with no face at all. Allora, ci risiamo? Fine qua è andato? Ci siete ancora? Ci siamo tutti? Si sta ribloccando? Credo di no. Credo di no. Mi sto muovendo. Mi vedete muovere? Mi vedete muovere? Ok, allora datemi solo, visto che si è bloccato prima qua, fatemi capire se sono ancora. No, se si è bloccato rompo qualcosa, eh. Datemi un segnale, gente. Gente di mare, di terra, popolo del web. Ok, sì. Ok, allora. Torniamo seri. Il siparietto comico c'è stato. Allora, lui è Ati. Lui è Ati. Quindi ci ha detto tu vai che c'è il lavoro, vai, vai tranquillo, tu lavori per me. È una figura un po' particolare lui, ma avremo modo di rendercene conto. Però ricordiamo tutti questo bel faccino, ricordiamo la ramazza. Può darsi che lo rivedremo durante il corso dell'avventura. Allora, qui abbiamo ancora la foto del direttore. Ci ha detto che possiamo prendere l'ascensore, quindi possiamo salire. Ok, sta continuando ad andare. Ok. Ok, grazie mille ragazzi, scusatemi ancora, però forse abbiamo risolto. Allora, mo devo vedere per questo cambio. Vedete le cutscene? Vediamo le cutscene. Anche perché c'è la sigla.
Ok. Abbiamo visto 4-5 volte l'introduzione. Ok, ci ha dato un'informazione di trama molto importante. Lei dice che questa agenzia ha preso suo fratello Dylan un bel po' di anni fa. Quindi lei per questo è qui sta cercando suo fratello. Ora, la domanda penso sia facile. Perché un'agenzia governativa ha dovuto rapire il fratello? Allora, qui c'è ancora il direttore. Ho già una mezza teoria. Ottimo, ottimo. Allora, vediamo un po', esaminiamo. Qui c'è qualcosa? Il protocollo è ancora attivo. Promemoria, terminologia approvata. Promemoria, progettazione materiale pubblico. Mentre si preparano le notifiche di decesso relative all'MA di Willow, rispettare le seguenti linee guida. Parole, frasi da usare al servizio del proprio paese, dispiacere, orgoglio, verrà ricordato, ricordata. Parole, frasi da evitare. Alaska, forbici, sangue, sanguinamento, perdita, scuse. Allora, in questo mondo non si può dire Alaska, cioè sarebbe consigliabile il non utilizzare la parola Alaska. Però è comunque un normale messaggio governativo. Qui c'è sempre il direttore. Qua non possiamo entrare perché ci serve una chiave. Qua cosa abbiamo? Qui non c'è una beniamata. Di qua neanche. Allora, c'è un documento qua sopra. Non disturbare. Barbara, non voglio essere disturbato. Annulla tutti i miei appuntamenti per oggi, per tutta la settimana. Non posso fidarmi di loro, Barbara, di nessuno di loro. Ok, il direttore si stava un attimo cagando per qualcosa. E soprattutto, cosa cavolo ci fai lì sola? Ha bisogno di aiuto e tanto. Partiamo dalla cosa detta in principio. Abbiamo visto dai monitor come la struttura in questo momento sia sotto lockdown, quindi è impossibile uscire e anche entrare nell'edificio. Come abbiamo fatto noi ad entrare? Ma soprattutto, ci avete fatto caso quando siamo usciti dall'ascensore quel riflesso blu che c'è stato a schermo? Non credo sia una cosa normale. Ora però siamo di fronte all'ufficio del direttore. È successo qualcosa. C'è stata una bella botta. Ok, allora, ecco, iniziamo. Eh, Vedete questo effetto a schermo? Riuscite a vederlo? Allora, il gioco è iniziato da poco e già c'è un cadavere. È il direttore. Il direttore si è sparato. Questo ci verrebbe da pensare. C'è qualche cosa? Va bene, stringe la mano ad una persona. Vediamo un po'. Certificato di bravo direttore. Ha giurato col presidente. Taglia i nastri. Mm, Allora, a sto punto è come se parlassimo con qualcuno. Ci avete fatto caso? Beh, scusa, noi ci troviamo lì perché vogliamo capire che fine ha fatto il fratello. Assolutamente. Però vi siete resi un pochino conto che è come se stesse parlando con un'altra persona? Fa domande, chiede. Infatti ci ha detto sì, prendo la pistola. Come se qualcosa gli avesse detto di prenderla. Noi la prendiamo a sto punto.
Prego, commentate. Prego, io adesso vi voglio. Prego, prego. Christian, tu già stai facendo test e muro, confessalo. Sì, effettivamente c'è un bel po' di lag rispetto a normale. Io poi vedo di farlo la prossima volta sempre in DirectX 11, ma con l'altro codec in modo tale da annullare il lag che c'è adesso. Così sulla pistola ci sono anche le tue impronte digitali, intelligenza superiore proprio. Io avrei fatto più caso al fatto che la pistola sembrava vibrare mentre ce l'avevamo in mano, si muoveva, sembrava vivo. E abbiamo anche la possibilità di vedere meglio questo video, il video che stavano vedendo loro. Lo possiamo vedere con più tranquillità. EMA, eventi mondo alterato. Ora, senza dire assolutamente niente, Christian, eventi di un mondo che si altera, ma a te ti ricorda qualcosa? Così, per caso? Per caso? Allora, esistono gli oggetti del potere. Sono oggetti, così come ce l'ha spiegato il dottor Darling, che ci ha confermato appartenere al reparto scientifico e di esserne il capo. Quindi studiano questi oggetti del potere, che sono oggetti che a quanto pare, per quello che ci ha detto, provocano delle alterazioni nella realtà. Uno di questi esempi è la pistola di ordinanza. Guarda Pierluigi, credimi, eh, lui come gioco già mette in mezzo belle cose a livello di trama, ma il bello è vederlo poi nell'insieme di tutto il Remedy Connected Universe. Quindi, se ti piacciono le storie che ti prendono, io ti consiglio di recuperarti anche le live di Alan Wake, perché, punto. Allora, gli oggetti del potere abbiamo avuto la loro spiegazione, sappiamo un attimino. Ok, ci sono questi oggetti, modificano la realtà, va bene. Punto secondo. Cosa cazzo era quella piramide che ci stava parlando con delle frasi strane? Penso ci abbiate fatto caso anche voi. Avete visto quella piramide su sfondo bianco che parlava un po' così, con delle frasi che sembravano un attimino sconnesse l'una con l'altra? L'avete vista, no? Vorrei sperare di sì. E toccando quella pistola ci siamo ritrovati qui. Eccola qua. Che cos'è questo? Che cos'è? Dove siamo? Chiaro, no? Chiarissimo. È stato perfettamente chiaro. Allora, noi possiamo saltare, ci possiamo muovere. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. E c'è un nemico. Allora, con Y possiamo fare degli attacchi in mischia. Ok. E siamo arrivati alla pistola. Ora, il dottor Darling l'ha detto.
quando tocchi questa si lega comunque al tuo DNA e o sei fortunato e ne acquisisci il potere, oppure sei fuori direttamente. Direi all'interno dell'inconscio. Ma chi lo sa? Chi lo sa? Allora, noi intanto prendiamo l'arma. Ecco, già così non è una pistola normale. Allora, un attimo solo, scusatemi. Ok, allora abbiamo un'arma. Possiamo sparare. Quando finiscono i colpi, l'arma si ricarica da sola. Non ha bisogno di inserire munizioni. I colpi si autorigenerano all'interno. Allora. Ecco qua. Ah, io volevo vedere se c'era... La difficoltà non c'era, mi sembra. Anche per farlo un pochino difficile, no? No, ok, ok, ok. Allora. Quindi la pistola, l'arma di servizio rigenera le proprie munizioni automaticamente quando non viene usata. Quindi l'arma ci ha dato la possibilità di usarla. E quindi ma adesso dobbiamo sparare. Allora, devo prenderci di nuovo un pochino la mira. Vaffanculo. Ok. E stiamo prendendo varie cose. Oh, sparano anche. Oh, birichino, dove vai? Allora, e qui c'è una luce. Quando subiscono danni, i nemici rilasciano punti salute. Raccogli i punti salute per recuperare l'energia. Ok, c'è qualcosa che non va qua dentro. C'è qualcosa veramente che non va qua dentro. E a sto punto esploriamo l'agenzia. Abbiamo un'arma. Salve. Kingdom Mars, sei tu? No, spero di no. Già così già è molto brutta, eh? Qualcosa stava tentando di farci qualcosa. Vai, vieni. Guardia IS. L'agenzia dispone di molto personale per la sicurezza interna. L'IS ha sfruttato rapidamente questo fatto. Guardia di sicurezza corrotta dall'IS. Il direttore l'ha detto prima.
Detto, c'è qualcosa che ci sta attaccando. Se uccidi i nemici che rilasciano punti salute, io penso a Kingdom Hearts. Sì, effettivamente pure io. Liss ha sfruttato rapidamente questo fatto. Quindi forse questo IS. Le guardie IS usano i fucili standard Bullpup in dotazione prima della corruzione, mentre le guardie armate hanno con sé fucili a pompa. Non hanno abilità paranaturali visibili, con l'eccezione che certe forme di guardie IS sono protette da un denso scudo di risonanza IS, in grado di fermare i proiettili. Questo scudo è forse il risultato di una corruzione prolungata da parte dell'IS? L'IS matura negli ospiti organici col passare del tempo? Sono necessari altri dati. L'IS punta a individui addestrati a combattere? L'IS ha questo livello di consapevolezza? L'IS usa gli ospiti per i compiti che meglio si adattano alle loro caratteristiche? Gli ospiti addestrati per combattere vengono riservati al combattimento? Queste sono domande per un passo successivo, ma è chiaro che gli individui corrotti mantengono la conoscenza dell'uso delle armi. Fate riferimento al fascicolo per il rapporto completo. Ora, da questo cosa possiamo un attimino capire? Intanto è stato scritto da Emily Pope, specialista delle ricerche, ma su ordine di direttore Jesse Faden. Siamo diventati il direttore. Questo perché, come ci ha spiegato sia il dottor Darling prima che anche la piramide, chi ha qualcosa riesce a poter utilizzare l'arma, ma chi detiene il potere dell'arma deve fare il direttore. Fino a qua ci siamo? Dubbi, domande, concetti? Che ci voleva una scusa scema per metterti nemici. Vabbè, vabbè, va bene. Noi seguiamo la lore, per lui. Seguiamo la lore. Andiamo a braccio. Andiamo a sentimento. Quindi fino a qua con quello che vi ho spiegato finora ci troviamo? Datemi l'ok se avete qualche dubbio, perché se non si comprende un attimino la base, capire quello che viene dopo è molto molto peggio. Ok. Fate riferimento al fascicolo A per il rapporto completo. Quindi questa situazione qui è già stata vista, osservata, fascicolata. Qui c'è la foto del direttore. Ci si aspetta molto dal direttore. La responsabilità, il privilegio, l'eleganza, la tracotanza, cioè varie cose. Arma di servizio OOP1 KE. Procedura di contenimento. Questo è un oggetto del potere. Non è richiesta alcuna procedura particolare. Descrizione parautilità. L'oggetto è di forma variabile. Quando legato, l'oggetto permette ai parautilitaristi di fare cose. L'oggetto deve essere legato esclusivamente a individui che aspirano al ruolo di... E non credo sia direttore perché è molto più lunga come parola. L'oggetto determinerà se qualcosa, se rifiutato la candidatura verrà respinta. Questo processo è dettato da malgrado i suoi criteri siano sconosciuti. Contesto. L'oggetto è stato scoperto all'interno della Oldest House, nella stanza ora usata come ufficio del direttore. L'ipotesi più comune, molte forme nella storia. Mjolnir, Excalibur, Varunastra, tutte armi che dei loro possessori. Se gli oggetti del potere sono la convergenza di forze basate sul subconscio collettivo, questa potrebbe essere la manifestazione originale di quell'evento. Se questo è il caso, vedere la presentazione del dottor Darling 11.1 per maggiori dettagli. Data di acquisizione 4/8/1964. Quindi questi oggetti, addirittura questo
testo ci fa capire come alcune delle armi storiche, alcune delle armi più famose nella storia dell'umanità, in realtà fossero sempre questo oggetto, soltanto con forma diversa, proprio perché l'oggetto ha la possibilità di cambiare forma. Ed è stato trovato in questa struttura che adesso sappiamo con precisione si chiama Oldest House, ed è stato trovato in questa stanza qui, da cui è stato modellato l'ufficio del direttore. Allora, a questo punto noi esploriamo perché un po' di base adesso ce l'abbiamo, sappiamo che siamo nei cazzi, però dobbiamo capire fino a che punto. Noi cerchiamo nostro fratello. Ok, noi parliamo anche con i morti, effettivamente, sembra, visto la situazione. Allora, sono cambiate le foto. Ora non c'è più il direttore, ora ci siamo noi. Ok, salve. Merda. Vai. Salve. Oh. No. No. Materiale lettura indefinita. Ti leggo subito. Ti faccio una domanda, Lezza. Lezzami. Vai, Christian. Dove sono? Oh. Vai. No, 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 no. No, 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 no. Per caso nostro fratello è Alan? No, Christian. Ci saranno tempo per delle ottime risposte e anche per molte domande, Christian. Allora, punti secondari, riunione esecutiva. Costi crescenti per la risposta di eventi alterati, aggiornamento sulle pratiche di eradicazione della muffa, prossima revisione dei salari, ricerca e controllo di un nuovo fornitore di caffè. Venite preparati, grazie per il vostro tempo prezioso. Quindi parliamo di eventi che modificano la realtà, però non ci dimentichiamo anche di prendere il caffè e di sparare a sti cretini. Gli ambienti distruttibili è una delle cose che mi è sempre piaciuta, perché alla fine di un fight resta tutto proprio rotto. Salve. Salve, salve. Allora, facciamo un po' alla sora. Vediamo se c'è qualcosa. Mod personale recupera salute. Abbiamo la possibilità di equipaggiarci delle mod. Quindi possiamo un pochino potenziare il personaggio. E questa cosa è molto simpatica. Molto molto simpatica. Allora, un attimo che si è staccato. Guarda, guarda. Facciamo così. Meglio che non muovo niente. E continuiamo. Allora. Quindi noi adesso abbiamo la possibilità di ripristino salute per raccolta elementi più 21%. Va benissimo così. Allora, è caduto un rotolo di carta igienica. Va bene, però lo terrò a mente. Ok. Vediamo un po' se c'è qualcosina che ci può servire. No, solo Gabi Cessi. A posto. C'è un altro documento. Ah no, una registrazione. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Quindi loro giustamente tengono sotto controllo questi oggetti del potere, però portandoli anche qui in ufficio può succedere qualche piccolo problema, eh. Allora,
A sto punto continuiamo ad esplorare. Ci sono persone sospese in aria. Ci avete fatto caso? Prenotazione per cena. Prenotazione per cena alle 19 al Chez Ambre. Sua moglie la raggiungerà lì, non faccia tardi. I fiori sono disponibili alla reception all'ingresso. Ricordi, compie 46 anni. Giustamente, qualcuno non ricordava. E la segretaria gli ha dato l'appunto. Vabbè, è un ufficio normale, alla fine solo che parla di parautilitari, cambi della realtà. Eccoli qua. Allora, qui c'è uno shelter. Quindi avevano comunque la facoltà di mettersi in un rifugio sicuro qualora ci fosse stato qualche problema. Qui c'è una bella cassa. Memoria della casa. Allora, noi abbiamo preso delle risorse. Materiale concettuale. Categoria esecutivo. Lettura indefinita e memoria della casa. Come collezionabili. Faccio partire così ce lo togliamo. Ok. E c'è un documento. Consultabile solo da Marshall. Marshall, abbiamo controllato quel sospetto EMA a Duluth. Non era nulla, come l'incendio a quella casa in precedenza e il malfunzionamento dell'asciugatrice ancora prima. La mia squadra ne ha abbastanza di questi incompetenti. Dobbiamo trovare un modo migliore per distinguere i falsi EMA da quelli reali. Oppure dovrete assegnare quegli agenti a qualcos'altro per un po'. Comunque ci stiamo dirigendo al ranch degli Sherman, il prossimo sulla lista. Speriamo di trovare qualcosa di più interessante. Distinti saluti, agente speciale Kinum. Ma se spari a loro cosa succede? Spariscono. Ora, visto che loro non mi sembrano posseduti come gli altri, a parte questa gentil donzella che abbiamo sacrificato all'eternità tutta, io direi questi qua lasciamoli per i fatti loro che già hanno una buona dose di problemi loro. Allora, esecutivo centrale. Quindi penso che sia palese dire che questo effetto grafico di questo cerchio con questi triangoli di colorazione azzurrina, eccetera, eccetera, Jesse sta parlando con questa cosa e l'ha fatto dall'inizio del gioco, quindi è qualcosa che aveva sempre con lei, non è qualcosa che ha acquisito quando è entrata qui. Ah, ok, radio normale. Salve. L'edificio si è un pochettino ristretto. Allora, qui abbiamo qualcosa? Allora, ci sono altri due documenti. Leggende metropolitane. Si crede che le leggende metropolitane influiscano sulla creazione di materiali alterati, ma possono anche decidere le caratteristiche di un evento nel mondo alterato, del mondo alterato, scusate. Le leggende metropolitane sono concepite come l'evoluzione moderna degli archetipi di Jung. Riconosciamo certi informati dal nostro e resi popolari dai media. Abbiamo ripetutamente provato che le leggende urbane possono essere artificialmente nella cultura popolare usando il programma televisivo antologico creato dall'agenzia. Una volta piantati i semi, l'immaginazione ne acuisce i dettagli. Certi fenomeni paranaturali contengono chiari elementi di folklore popolare. EMA che succedono solamente nei
Mm-mm. Un paio di forbici che consumano umano attraverso due buchi nel... Questi dettagli che vivono nella mente di molti sono stati rafforzati tramite la convinzione. Le leggende metropolitane non sono solo teorie per bambini, sono realtà paranaturali in attesa di avvenire. Fate riferimento al documento 493 69 42 per il rapporto completo. Le leggende metropolitane o quelle che si pensano siano leggende metropolitane sembra possono aumentare la creazione di materiali alterati o ancora di più decidere le caratteristiche di un evento del mondo alterato. Quindi ciò di cui si parla, ciò di cui si narra, ciò che diventa leggenda può influire a questo punto gli oggetti del potere, dargli una propria identità, mettiamola così, e poi successivamente far avvenire questi avvenimenti. Solo come ci diceva il responsabile della sicurezza prima, c'è un po' un problema nel capire quali sono davvero eventi alterati in base alle segnalazioni che arrivano e quali non lo sono. Valutazione dei visitatori. Iniziamo in questo modo. Come gestire i visitatori non previsti? Benvenuti al Federal Bureau of Control, fondato nel 1964, la stessa data di quando è stata trovata la pistola, come parte dello sforzo per rafforzare le relazioni governative. Siamo felici di prestare servizio per gli Stati Uniti e il suo popolo, alla ricerca dell'eccellenza in tutti gli aspetti delle infrastrutture della nostra stimata nazione. Se non dovessero andarsene, ponete una delle seguenti domande. Siete qui per incontrare qualcuno? Siete di New York o solo visitatori? Come avete trovato questo posto? Se le loro risposte sono innocue, spiegate che questo è un ufficio federale di sicurezza e quindi non possono restare. Se le loro risposte sembrano scortateli in una stanza privata. Eseguite poi la valutazione psicologica Gunnars. Se la loro risposta è nella gamma accettabile di anormalità, consultare la tabella allegata, fategli qualcosa immediatamente. Ricordate, non si è mai troppo sospettosi. Indizio. Siete di New York o solo visitatori? Ci troviamo a New York. Siamo in un palazzo governativo a New York, fondato nel 1964, dove viene spiegato a chi lavora qui: se qualcuno si avvicina a questo edificio o entra addirittura, fategli una di queste domande. Se passa questo test, se danno risposte in un certo modo, va bene. Se c'è qualcosa che sembra un attimino uscire fuori dall'ordinario, fare questo test di valutazione e bloccarli in questa stanza privata. Tanto ho rovesciato un tavolino, perché no? Allora, che cos'è qui? Sta stanza è un pochino... Oh, ragazzi. Ragazzi. Tu sei grosso. Allora, questo è cattivo. Ok, -2. Vai, vai. E da dove viene Alan? Salve Chesterville. Ah, fanculo. Dato grande botta lui. Recupera l'energia. Ecco qua. Tendenza nascosta, modulo arma. Purifica il punto di controllo. Un macellone hai fatto. Ma io non ho premuto Allora. sopra, hai visto come... Vabbè, aggiustiamo dopo. Cioè, no, Vabbè, ma portati via, là, portati là. qua. Allora, Tu sta tutto qua. no, ha alzato la tanica dell'acqua, si è avviata, non si è capito come, quindi è andata tutta l'acqua sulla scrivania. Vabbè. Amico, ma No, cioè, dopo ti spiego com'è partita la live qua. No, lasciamo stare. Allora, torniamo seri. Purifica il punto di controllo.
Ed è tornato una stanza normale. Quindi possiamo affermare che questo Is sta prendendo o sta cercando di prendere possesso dell'Oldest House per qualche motivo. Possiamo associare che a sto punto qualunque cosa vediamo di color rosso acceso sia l'Is che si sta attivando, che si sta mettendo in azione. Quindi come vediamo rosso dobbiamo scappare. E che abbiamo questi punti da purificare. Quindi ci sono dei punti in questa Oldest House dove l'Is sta cercando di fare breccia. Allora, da qui noi possiamo, vabbè, ci sono gli abiti, ma va bene. Possiamo fare anche lo spostamento rapido. Questa è la mappa della zona dell'esecutivo centrale. E possiamo poi in futuro spostarci ai vari piani e nelle varie zone direttamente da qui. Allora, c'è qualcuno che adesso qui ci sta parlando. Compromised agents. Director, Faye, call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Somehow, this hostile force, this hiss, that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. We're in full blood. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. I found his body. Come here. The service plan. Also, and this kid's not crazy. He keeps appearing. Le risposte arriveranno. Sì, sì. Saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point. Push the hiss out. The whole room should be did that. And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director. And how? A janitor let me. Non sono pronta a parlare di te. Fucking unbelievable. I can't even. Look, Jesse, I have a million questions. You probably have a million more. Siamo qui per questo. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected Because if that's possible, our options are very different. Yes, I can try. Allora, come ci ha fatto notare la signorina Pope, a questo punto, come abbiamo fatto noi ad entrare, visto che senza un affarino del genere? Se ci fate caso, tutti gli operatori, tutte le persone che sono ancora lucide e sono ancora sane,
hanno questo cosino applicato sul petto. Com'è possibile che noi, che veniamo da fuori con l'edificio in totale lockdown, comunque sono un pirla e il fratello si chiama Dylan? No, siamo all'inizio, siamo all'inizio, siamo all'inizio. Non ti preoccupare, tu segui, tu segui. Allora, a questo punto purifica l'agente corrotto dall'IS. Signora agente, dov'è lei? Dove si trova? La mappa come si metteva? Non me lo ricordo. Fermi. Gioco non laggare che ti tiro un cazzotto, ti tiro. Non ricordo come si mette la mappa, fermi. Fermi. Va bene. Devo andare di qua? Ma non mi ricordo. L'ultima volta che l'ho giocato è stato un paio di anni fa. Eccolo qua, a posto. Invece di sparargli come ci hanno suggerito, ti riprendi? Spariscono. Ecco qua, abbiamo una loro descrizione. Agente corrotto dall'IS. L'IS si manifesta negli ospiti umani in molti modi. La forma più comune e meno intensa si vede nei molti agenti corrotti che fluttuano in tutta l'agenzia. Gli agenti IS mantengono il loro aspetto umano, non mostrando chiare modifiche fisiche. La differenza più grande rispetto a un umano non corrotto è la possibilità di levitare. L'IS in questa forma non ha mostrato comportamenti aggressivi. Sembra voler solamente vocalizzare la strana suggestione all'infinito. Forse lo scopo di questi contenitori è di propagare la corruzione dell'IS come delle spore o un amplificatore di segnale Wi-Fi. O forse sono dei bozzoli che si preparano alla prossima fase evolutiva? Quando attaccati, gli agenti IS spariscono, forse entrando in uno stato di invisibilità o subendo una trasformazione in una forma puramente risonante? Le ricerche sono in corso. Fare riferimento al fascicolo per il rapporto completo. Quindi, o se proviamo noi a salvarli, o se li spariamo, non si sa che fine facciano. Spariscono dall'esistenza, diventano invisibili. Non lo sappiamo. Fatto sta che in questo edificio sta succedendo qualcosa di... Qualcosa di... Ecco qua. Allora, un altro documento qui. Punti di controllo. Allora, i punti di controllo sono luoghi che l'agenzia ha identificato come nodi vitali della Oldest House. Quando i dispositivi di armonizzazione appropriati vengono disposti intorno al punto di controllo nell'organizzazione di l'area circostante non subirà alcuna alterazione dell'edificio imprevista. Questi punti di controllo vengono scoperti tramite rilevazione di un ping non ostruito utilizzando in un raggio di 11 metri. Numerosi ricercatori hanno provato a definire i punti di controllo chiamandoli giunzioni nervose o checkpoint, o ancora punti vulnerabili della Oldest House. Il fattore comune in queste teorie è che i punti di controllo sono suscettibili all'influenza esterna, cosa che ci consente di stabilizzare la Oldest House e lavorare al suo interno con più fiducia. In teoria questa tecnologia potrebbe essere estrapolata per stabilizzare l'intera Oldest House, ma i test hanno rivelato che alcune parti dell'edificio si rifiutano di essere... Fare riferimento al fascicolo 7, 25, 27, 88 per il rapporto completo. Quindi questi punti di controllo sono dei punti di forza, dei punti di potere della Oldest House. E alcune parti dell'edificio si rifiutano di essere qualcosa. Quindi come se questa Oldest House avesse vita propria. Allora, a questo punto di qua non c'è niente. Di qua abbiamo visto tutto. Allora, andiamo di qua. Signorina, salve. Rieccoci qua. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. Facciamo 10 minuti in più così recuperiamo un pochino l'inizio. Che diciamo che qua potremmo staccare. Listen, the Bureau was involved in
depictions of an altered world of MKs dealing with ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some more files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. A few of us. And Director Trench would know. Trench. The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the Hotline. He said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, a direct line of communication between the director and the board. He can talk to you more clearly through that. And Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the Hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of the sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department. Se avessi finito, scusami. Back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Thanks, Allora, vediamo un po'. Abbiamo trovato tendenza nascosta. Questa è la nostra missione. Abbiamo anche un ritratto del direttore. Non conosceranno il sacrificio necessario da parte nostra. Non ne hanno bisogno. Christian è la punta dell'iceberg questo. Siamo solo all'inizio, credimi. Allora, esaminiamo un po' sta stanza. Allora, innanzitutto c'è una cassa. E a noi le casse con i premi piacciono. Tutto dietro un telefono rosso. Miglioramento energia. Allora, ecco qua. Ecco qua. Possiamo vedere il direttore Trench là in alto. Quindi questi sono i direttori che si sono susseguiti col passare del tempo. Quindi sono stati tutti proprietari della pistola. Eccoli qua. Quindi, cos'altro abbiamo appena scoperto? Innanzitutto, noi da piccoli abbiamo assistito a questo evento di realtà modificata nella nostra cittadina che si chiamava Ordinary. È successo questo caso bello grosso, così grosso che stesso Pope, che lavora qui penso da un po' di tempo,
si è resa conto che quei documenti sono un attimino... Lei sa di questo caso, sa che è successo qualcosa lì, ma questi documenti sono un attimino difficili da reperire per qualche motivo. Quindi, tutto dietro un telefono. Esattamente. Ora, il punto è proprio quello. Facciamo questo piccolo riassunto prima di staccare. Quindi noi, Jesse, siamo qui per cercare il nostro fratello. Abbiamo cercato questa organizzazione, il Federal Bureau of Control, per anni, ce l'ha detto poco fa, ma non riuscivamo mai a trovarli. Ora non solo siamo riusciti a trovare la loro sede o una delle loro sedi, non lo sappiamo ancora, ma l'abbiamo trovata in un palazzo che sembra essere preso sotto attacco da chissà quale tipologia di entità o altro. E nonostante il lockdown, per qualcosa siamo riusciti ad entrare lo stesso. E abbiamo qualcuno con cui stiamo comunicando telepaticamente. Qualche altro motivo? Non lo so. Sappiamo però che tutto l'edificio è stato preso d'assalto da qualcosa e chi non era in possesso di questo affarino è stato posseduto e che il dottor Darling, che era l'unico che poteva effettivamente fare qualcosa e capire quello che sta succedendo, è completamente sparito nel nulla. Il direttore si è sparato ben sapendo che stava accadendo qualcosa. Questa Oldest House presenta dei punti di modifica della realtà e alcuni punti di questo palazzo non ne vogliono fare parte. Non ne vogliono, lo dice proprio il documento che abbiamo trovato prima. Quindi la domanda sorge spontanea. Che cazzo sta succedendo qua dentro? Punto interrogativo. Gli oggetti del potere? Abbiamo visto una pistola, un telefono rosso. Possono essere qualunque cosa e possono portare a cose che modificano la realtà. Cosa scopriremo in questo ufficio? Cosa scopriremo in questo gioco? Come è collegato tutto questo ad Alan Wake? Suka, no. No, Suka, Ho no. sbagliato. Ci saranno delle risposte, belle risposte, Bellissime. bei momenti, ma ci saranno anche ulteriori testate nel muro. Oh, Christian, molte, molte tante, Ancora molte lui. tante. Allora, noi stacchiamo qui. Mi scuso ancora per l'inizio, ma l'avete visto e sentito, penso, le mie parolacce nel frattempo che non si riusciva a far funzionare il tutto. Cri, in questi giorni ne facciamo un'altra, perché non dobbiamo andare avanti. C'è bisogno di andare avanti. Quindi comunque già da domani ci sentiamo e vediamo un attimino come accordarci per i prossimi giorni. Quindi teniamoci in contatto. Io mo adesso stacco, mi risetto, vai. Fammi la domanda, non ti preoccupare. Io mo mi risetto tutti i valori per Silent Hill e torniamo nelle Sempre. colline silenti a questo Sempre. punto. Ancora noi. No, la chat così adesso penso che sia È leggibile. molto leggibile, così. E prende da YouTube, Twitch, Kick Fa e tutto. TikTok. Quindi non dovremmo perderci niente. Let's go. È così che si fa. Che poi mentre Cristiano fa la domanda, non solo c'è stato casino per avviarlo, poi è andato, ad un certo punto, dopo un 5-10 minuti, non stava riandando di nuovo all'improvviso. Ha trollato. Sì, sì. Sicuro? Se vuoi me la puoi fare anche dopo, come preferisci. Io nel frattempo stacco e mi inizio a rimpostare OBS per Silent Hill. Scrivo in chat quando aggiornare e se vuoi me la puoi fare pure dopo, me la scrivi pure su Instagram, come preferisci, me la fai in live. Cri, divertiamoci. Allora, testate al muro a parte, spero che il titolo vi sia piaciuto, sia dal lato action che dal lato storia. Ragazzi, è bello, è bello, è bello. Stiamo carburando. Penso che gli errori avuti stasera non li avremo più dalle prossime volte. Domani mi ci rimetto e cerco di nuovo di capire al meglio sta situazione. Quindi dateci giusto qualche minuto che configuro per Silent Hill e torniamo a breve. Sempre. Si spera, pure prima ho detto, poi successi casi. Torneremo, punto.
Ritorno